250 in 2 giorni, altri 200 in arrivo nei prossimi. In tutto sono 450 i nuovi profughi destinati alla nostra regione. La nuova ondata di sbarchi si riflette anche sul Veneto. Si delinea così un fronte comune tra le regioni del nord, dal Veneto alla Lombardia alla Liguria, con il governatore Roberto Maroni che annuncia il blocco di finanziamenti regionali a quei comuni che accolgono profughi, situazione che sembrerebbe già superata in Veneto. È una questione che non si presenta nei nostri territori, visto e considerato che il Presidente della Regione, sindaci e ovviamente anche qualche prefetto dicono di no ai profughi. E già la prossima settimana i 3 presidenti di regione, Luca Zaia per il Veneto, Roberto Maroni per la Lombardia e Giovanni Totti per la Liguria, si troveranno a Venezia per affinare la linea comune. Intanto le prefetture sono mobilitate alla ricerca di alloggi e strutture, ma si trovano di fronte all'altolà dei comuni e della regione Veneto. Noi non possiamo farci confiscare immobili dalle prefetture, che per il tramite, ovviamente dal governo, che per il tramite delle prefetture dice sequestrate immobili per i profughi. Nei territori come il nostro questo non deve accadere. Gli dà manforte il sindaco di Padova Massimo Bitonci, che da un anno a questa parte oppone un netto rifiuto all'arrivo di profughi in città. Non metteremo a disposizione alloggi comunali, quindi né case dell'azienda territoriale né case del comune né altri tipi di fabbricati che non sono consoni per questo tipo di attività. Dai comuni, attraverso la Presidente dell'Anci Veneto, infine, si leva trasversalmente la voce di fronte a questa ennesima emergenza. Avevamo capito che i profughi continuavano ad arrivare, solo che non sappiamo come intervenire sinceramente. Ci sentiamo anche privi di risorse e di possibilità di intervenire. Un rifiuto da accogliere che la Caritas bolla come incomprensibile, non a strumentalizzazioni politici in un momento di grave difficoltà. Ci si attendeva la solidarietà da parte di tutte le regioni. Pur comprendendo le fatiche del territorio, sembra un po' così paradossale che si alzino muri quando il problema è già al di qua del muro. Intanto nelle prossime ore è previsto in prefettura a Venezia un vertice con tutti i prefetti del Veneto.